Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Xerx e oggi siamo sul secondo account, quello leggendario. Oggi è offerta speciale per i Pocket Royal all'arena, perché sono arrivato ora in arena 7 con sto deck devastante. Io ringrazio il boss che è uscito dal clan, però vabbè, 3 secondi fa avevo un deck diverso, però raga, ma il team è diventato però Franci ci stiamo questo deck, ragazzi. Vi faccio lo screenshot perché lo dico troppo più. Io vi faccio vedere. Vabbè, questo qui è questa pizza. Ora l'ho scolata male perché c'è il cimitero. Questo qui per prima. Vabbè, questo qui quando sono arrivato in arena 7. Guardiamola. Ok ragazzi, intanto così. Io intero contro l'arena 6, quindi lui era un po' più avvantaggiato, però io tanto che siamo in arena 7. Io mi faccio già una combo, bella. Mi tira un bombarolo, io me ne fregavo. C'è detto Iolo, di un dominatore. Loro, tengo pronto al tronco, infatti la metto. E poi aspetto, metto là i goblin, le zappa, però visto che li odio troppo molto, non muoiono. Intanto l'ho messo l'orda. E lui ragazzi c'ha un mastino, le zappa pure. Lui c'ha un mastino. E ragazzi c'ha un mastino. Ok, c'è uno stile lavoro, in questo momento siamo fuori di Eliseo, allora sono veramente vabbè, però importante. Aspetta, io intanto aumento un po', poi ho fatto il mastino, io ho fatto gli uccidi, metto quella non uccido perché sono troppo più pam, e poi difendo con la tronco. Ok raga, la tronco è troppo forte, non avevo troppi mezzi per difendermi da quello. In quella bella partita perché già messo. Ok, intanto faccio questa combo. Perché mi muore la streca. Faccio così tanti danni. Come dico, questa è vinta. Ok ragazzi, e poi io uso la stino, la lotto, i momenti, metto la strega, metto quello, aspetto per mettere l'orda, la metto per mettere il nabo, metto il mini pack, io metto così, metto il mini pack, metto questo. Boom boom boom, metto cosa. Io ho messo di tanto quello per cosare, per tentare un po' uccidere. Quella torre non credo che me l'abbia presa, infatti non me l'ha presa. No, per tutta la partita non me l'ha presa, intanto io faccio così, tendo, zappo, faccio così, adesso metto questa fatta di tronco la vinco. Mi fai una fortuna là, raga. Questa raga è da oddio mio. Anzi no raga, questa è da male, ma male. Niente, faccio vedere, tornando a cosa. Inizio mi ha spaccato l'ano lui, però poi sono riuscito a ribaltarla. Ok, intanto quello boom, è esploso, quello schifo, mentre lui è arena 8, non so come fottere così, però non mi preso già una torre, ma che problema ne prende? Mentre il motore scava, non ho messo quella merda, e basta, io attacco, così, mentre metto quello, poi metto io marellina, prendo manco quella, boom boom boom, io metto là gli arcieri tanto per difendere, e boom 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 boom, boom metto cosa a caso, raga, qui raga, qua io non sapevo neanche cosa fare, non lo sapevo, cioè non sapevo cosa dovevo fare, cosa ho fatto? Mi sono trovato così in tutto, ero un controllo dello spawn, quindi la persona più svantaggiata del mondo, quindi boom, degli arcieri si girano, grazie arcieri ragazzi, arcieri troppo forti, hashtag arcieri troppo forti, calcolatore non sta 1000, non si è difeso, quindi ho provato ad attaccare con qualcosa, anche se aveva un botto di desir, io minatore e la vado a vincere, raga, non ho voglia di andare a perché sennò la guardate, vittoria, sconfitta, vittoria, sto deck è potente,
fortissimo. E raga, drago infernale, boom, bitch. Io voglio questo, gigante royale, il royal giant. No, raga, il principe nero, io lo voglio a tutti i costi, tutti i costi, tutti i costi. E richiede dai Paco per livello 8, cosa? Richiedete così sì, concordate prima del clan. Allora. Diventa qua, sono i giocatori. Io dove sono, non ci sarò mai perché io voglio questa qua. Voglio questi step. Square record nel sai non 14 stagioni precedente che non ne ha il mai qua mai oddio tu potrei sbloccare loro barbari scelti troppo forti raga andrei a fare un attacco in arena 7 l'ho violata per lui sono ce l'ha il culo perché in arena 7 fanno il culo sono sapevate con ospite non come quindi in 6 di gigante con la strega. Oh, ce l'ho. Ho la combo. Scusa, volevo dire minatore con la strega. È tutto molto interessante. Boom, 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 boom. Questo attacco è stato inutile. Ma che sfiga. Lo devo fare. Sta persa, ve l'ho detto. Oppure potrei ribaltarla. Potrei, ma non posso. Ancora un altro sneak. Verrà. E gli scheletri. Già il tronco delle reversità. Livello 8. Non vale, sono contro il livello 8. Grazie. Infatti perché non sentivo che ne stavo vincendo troppo, ho sentito. Non sento proprio dentro c'è questo. Ne hai vinte. Cosa ho failato male? E poi io ci devo ancora fare il figo. Il figo non è più figo, se è vero. Perché io sono qua figo. Non è nessuno. Sono solo io. Questa parola può. E non pensate male, perché non lo sono. Cioè tipo mai nella vita. Grazie. Ti dico quando lo guardo. Che so. Che lui. Vabbè che c'è. Che tu la tronco. Però so cosa potrebbe succedere. Il devasto di subito. Non in quel senso. Questo sarà aperto. Il nostro primo del clan. Però. Guardate tutte le parole di Crax. Crax, this is YouTuber. Qualcosa non sono riusciti a suicidarsi. Boh. Almeno una torre, dai. Sei anche tu che lo detesto. Potrei, ma non scioppo ancora. Girati, arriverà. Vai, torre. È colpa vostra, cioè amici. 30 trofei non sono più finiti. No.